No. Come no? No, a prescindere. Cioè, la strega del Blair. Allora, se te lo guardi soltanto dal punto di vista tecnico, non ti dir niente. Ma Lei è un po' come Blow Up di Michelangelo Antonioni. Se ti deve vederlo come documento, insomma, ha una valenza sconcertante. Allora, te lo spiego. Il mistero della strega del Blair. La parte più bella del film è proprio il quarto d'ora finale che ti non ti mai visto. E il fatto che in America è uscito via perché è nato come documentario vero, ma in Italia è arrivato a deformare, nel senso ormai te sapevi che era un film, che era una storia inventata, che era chiedendo lì che era forse una leggenda, che questo che l'altro, e non te lo mi gusta, ma che tu mi dici che non te l'avevi mai guardato il film perché ti avevo paura, che ti ha fatto schifo questo che l'altro, no, cioè la roba più bella del film stava, guarda, giuro, la parte finale, il film sono da vederlo come documento, non come film, come... Che cazzo vuol dire? Che cazzo dito? Cioè... Cazzo dito pure? Cioè, te lo guardi, no? Che film, te lo guardi, ma dipende con che spirito te vai a guardarlo. Te vai a guardare perché sei curioso che discorsi è. Sei curioso, te lo guardi, non dici mica come te lo affronti. Sì, ma se ti deve vederlo sapendo che lei è una bufala, è chiaro che non te lo guardi mica con lo stesso spirito di uno che va a vedere il documento. No, ma uno lo guarda perché è curioso, no? No, mi sono da vederlo, mi ha spiegato la storia finché sarà in macchina. Perché non ti mi hai guardato l'ultimo quarto d'ora? Perché non mi ha fatta? Perché? Perché mi ha dato troppo fastidio. Cosa? E il contesto. Non l'avremmo mai detto. Cazzo del contesto, scusa. È il contesto, devi vederlo come documento. Non è un film, non è un documento. Niente la mia ha fatto vedere su Quark. Ma loro gli ha costruito la storia. Sì. Con una leggenda. No, gli ha costruito la storia con tanto de verbali dello sceriffo, mi sono comprato anche il libro. Perché tutti quanti i verbali, tutti all'università attaccava fuori i volantini che s'aveva perso sti tributei, gli cercava. Sì, le sta fatto apposta. E sta ritrovato, è girato e te le proietta come documento. Cioè, se ti deve vederlo con uno spirito deformato, sapendo già che si tratta non di un documento ma di una macchinazione della costruzione. È chiaro che ti perdi lo spirito. Vabbè, ma allora perché non ti mi guardare l'ultimo quarto d'ora? Perché? Ti scendi lì e vederlo come documento è chiaro, è chiaro. Allora, ma mi ha guardato l'ultimo quarto d'ora che non me la sentiva più da vederlo, non me la faceva più. Ti hai perso il meglio del film. Cioè, l'ultimo quarto d'ora che ti sei perso è il meglio del film. Cioè, si può mia. Se ti guardi il 2, al 2 no. Non mi ha visto, non mi ha sentito parlare. No, allora al 2 un punto che ti viene per dopo. Al 2 ma le colori, che altro? Anche che l'altro. No, il Vacaboy se la colori. A colori anche perché ti vedi la faccia verde sotto la tenda? Vorrei chiedere scusa a mia madre perché questo, perché quell'altro. È un discorso perché è verde, perché sei sotto la tenda, la berretta verde, la luce faccia. Sì, era a colori, però è a colori. Cioè, non è il mio film degli anni 50. Il formato dell'immagine è quadrato. Perché l'ha fatto con una telecamera a 8 mm. Cioè non. Ma guarda, guardalo, perché fa la fase finale che di volte dici fa paura, cioè se no ti caghi il cazzo tutto il film. Insomma, no che sia una passeggiata il resto del film, vero? Beh, è barroso. Se ti guardi l'ultimo quarto d'ora, quando gli entra effettivamente nella casa e ti trovi le mani dei bambini sui muri e ti senti anche le voci, allora lì sì che fu un attimo. L'audio lo percepivo, non mi ha visto l'immagine. No, lì guarda, lì quella scena lì vale tutto, è l'unica scena che vale il film. E nel 2 c'è un'unica scena che è quando
vanno in questo bosco e poi riguardano le immagini, che le immagini intraprese è tutt'altra roba. Cioè, l'albero c'è, non c'è, fanno quest'oggia, questo shabba nudi che ballano intorno al fuoco, cioè proprio lì che vale, è lì l'essenza. In conclusione? Guru, guardalo perché insomma, come parlare di un film che non puoi neanche guardare. Brasil, quelle 3 mesi, quelle 1 anno e 3 mesi forse che te l'hai scaricato e visto o no? Però guarda Orwell 1984. Sei un pazzo. Brasil, lei 1 anno e 3 mesi che l'hai scaricato non te l'hai ancora guardato. Perché avevamo da guardarlo insieme. Cioè, come mi è la terza volta che lo guarderia a Brasil, cioè. È bello quanto che te vuoi, però vabbè. Se catemo e lo guardiamo. Mi scarico il film, lo guardo. Ho anche una serie di film di Antonioni e anche De Graziani. altri film degli anni 60, l'ultimo uomo della terra. L'ultimo uomo della terra, sono l'Eclisse di Antonioni. Zabriskie Point. Certo, vabbè, io do robe diverse. L'ultimo uomo della terra e l'Eclisse. Certo. Non mi entra mia tanto. Blow up. Certo, grandissimo. Dopo questa